Ah, quanto eco c'è qua. Ah, sveglia, oh, mi piace. È un po' come lo strum, stacca, pum pum pum. Arabati, strum, stacca, pum, ben trovati in un nuovo video, grazie per aver scelto di guardare ancora una volta i miei video, sono felicissimo. Vi ricordo che se volete seguirmi oltre Facebook mi trovate su Instagram scrivendo @youtuber e se volete trovate il canale YouTube che si chiama proprio YouTuber Diego Laurenti. Fantasia, portami via appena hai tempo. Come sempre mi arrivano tutte le vostre segnalazioni, siamo quasi arrivati ai 5.000 like per il video di Non ho stato io e pubblicherò la seconda parte, ma non perdiamoci in chiacchiere perché Valentino, anzi Vale staccato Nintino, ha pubblicato un nuovo video dove partorisce. Lo so, ho pensato la stessa identica cosa vostra, pure penso che ci vuole un ricovero. Io che devo fare, ragazzi? Io ci sto provando a dire, ma vacci da un medico, niente. Prima di cominciare il video volevo dare il benvenuto nella famiglia, nei sostenitori di questa pagina SvapoWeb, che mi sostiene e che mi dà la possibilità anche di farli questi video, insomma di stare sempre insieme a voi. Quindi scrivete tutti quanti qua sotto benvenuto SvapoWeb, ma soprattutto taggate i vostri amici perché hanno assistito parte Valentino. Come si fa? Sì, Valentina partorisce, l'hanno sapere gente, ragazzi, lo devono sapere, quindi taggate e condividete questo video e schiattate un polliciaccio qua sotto, schiattatelo un polliciaccio, che tanto è gratis. Basta parlare, Valentino, vai, partorisci. Ho detto che devi stare tranquillo, non ti preoccupare, sto bene. Esci l'incinta di nummellone? Sto bene. Non tanto. Beh, mi sento un po' pesante, però sto bene. No, che sì pesante, fide, sì pesante, ma non in quel senso, in tutti gli altri. Dai amore, Ethan. Ethan Reed can esiste. Stai tranquillo veramente, ok? Torna al lavoro. Allora io ti ho chiamato mentre stavo al lavoro per sapere come va la cucina, se stai avendo le contrazioni di più o meno. Sì. Sì, quindi me lo confermi. Cosa faccio? Non può finire scimità, tu dici non può finire stronzate, di così, capirà. E lo so che ti manco, ma tanto tra 3-4 giorni sarai qua, quindi saremo di nuovo insieme. Ah, quindi lavora fuori, pensa un po', guarda, io penso che lui abbia trovato lavoro fuori di città, proprio poi da sta lontana. Tutti e tre, esatto. Voglia, tu, il tuo fidanzato, io cucina, pariata, sarete vicino a un camino. Vicino a un camino, mi piace troppo dirlo. E ora dirò il rosario. Aggiungici pure 4 Ave Marie e un Padre Nostro. Può essere che magari dall'alto qualcuno non mi su miracolo ce lo fa. E poi mi metterò a riposare un pochino. Eh sì, i cuscini in memory sono più pesanti che piume, e non ce la fa. Già ce l'ho pronto. Ti sei preventivato il rosario? Guarda, io sono organizzatissimo, veramente. Il cappio quando lo prepariamo? Lo dirò anche per te. A domicilio, c'è Amazon Prime rosario praticamente. Che strano. Perché? È un rosario normale. No, amore, è che manca il crocifisso. E quindi che tieni una collana di legno praticamente in mano? L'avrò perso da qualche parte sicuramente. Eh sì, perché non credo che all'improvviso si organizzi e se ne scenda solisse. Ok, a dopo. Quanta enfasi. Che è? Che sta succedendo? Attacchi diarrea? No, ma batti calore. Si è sonduto fino a qua. Vai in bagno se devi andare in bagno. Fai la brava. Stai parlando. Ah, è femmina, è una cucina quindi. Non avevo capito. Pensavo fosse solamente un cuscino, invece è una cucina. In quale posto mi sa stanzi letto o bagno? No, No cosa? no, non vorrei mica uscire. Guarda che se nasce la devi nutrire con del lattice. È un cuscino, Vale, sapete che è un cuscino. Ho sfondato il telefono. Vabbè, quantomeno spero non sia un iPhone, quindi subito si rompe. Ah, così, ho capito. Se tu mettiamo caso che una è incinta, per farci che tu lo spinge. È una pompetta praticamente, non è una donna. O fai nascere che capo ammaccato, come Stewie. Potresti anche andare in bagno, a posto la fanno a noi. Vir, sta chiedendo cuscine. Ah, ho capito, tu così stai interpretando uno che partorisce, lo stai tirando come se stesse a coppa una mensa alla sto creatura.
Guarda la fortuna che tieni, che lei è nata già con l'abbigliamento in gol, che fortuna, guarda. Accorto che si vede la palla. No, ti prego. Ma no cosa, si vede che è tutto finto. Perché vuoi uscire adesso? Perché stanno i compagni a bascio con lo spettro, ma che domande sono? Ma che cos'è questa roba? Perché me lo stavo facendo uscire vado con sta cacanna, ve lo giuro, è una cosa indicibile per me. Vedi, è già nato col vestitino, con le trecce, è organizzata. Se chiedi, te ne pure la patente. Cioè, è diventata una telepromozione degli anni 60. Oddio no, voglio farlo. Sei stupido e credi di aver appena partorito? Vuoi acquistare la sedia di tuo nonno e di Tutankhamon? Chiama allo 07, ma che ha combinato Valentino, ma chi sto vero come è scemo e scomparso? E la riceverai direttamente a casa tua. In più, solo per te, se prenoti oggi, una splendida bambola che durante la nottata ti fa squagliare pure i cazzettini europei da paura, che sorride ma te ne una cazzimma esagerata e pare che ti vorrà un gol, solo da noi. Io sono veramente euforico quando vedo queste cose, veramente non so cosa dire. Vabbè, facciamo finta di niente. Comunque seguitemi su Instagram, mi chiamo @youtuber, seguitemi su YouTube se siete su Facebook in questo momento, lasciate un mi piace a questo video e se state su YouTube iscrivetevi al canale, cioè veramente non so più cosa dire. Adesso me ne vado, perché quello è nato il bambino, e andare a prendere i bavettini da portare, sicuro che torno subito.